ora in onda Potere al Popolo. Vai, 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 pompa! Pompa, 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 pompa! Di più, di più, di più! Pompa, pompa, pompa! Dai, 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 dai! Pompa, pompa, pompa! Dai, 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 forza! Pompa, 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 pompa! Vai, vai, vai! Pompami il migrante! Pompa il clandestino! Pompa la pompa, quanto costa la pompa? Costa la pompa! Buona estate ragazzi, buona estate signore e signori, chi parte per le vacanze, chi non parte assolutamente, resistiamo con la nostra controinformazione perché noi continuiamo, Radio Libertà non si ferma mai, ci diamo il cambio, un minimo di cambio, ogni tanto ci cambiamo, certo, ma voi siete sempre tostissimi. Senti qua. Ciao Sammy, Pietro. Allora, dici i marocchini che arrivano in Spagna ce li ritroviamo qua in Italia. Ma io non capisco, ma come mai allora quando arrivano in Italia dicono che deve tenerseli l'Italia? Perché devono rimanere nel paese dove approdano, dove sbarcano, dove arrivano a nuoto? Come mai? Allora, se arrivano in Spagna ce li troviamo in Italia, se arrivano in Italia dobbiamo tenerceli noi. Mi ricordo che la Germania disse così ai tempi. E attenzione, continuano gli arrivi di migranti a Ceuta, sono almeno 49.000 in 24 ore. No, lasciamelo, pompami il migrante, pompami il migrante, ragazzi. Questa è Gabri the Sound con Sammy Varin, pompami il migrante. Quanti hai detto? Quanti sono? 49.000 migranti arrivati in Spagna in 24 ore. Quindi, se continuano ad arrivare, praticamente tra un giorno saranno 100.000. Io la matematica non sono bravo, ma siamo lì. D'altronde che fai? Fai intervenire l'esercito? Come dicono gli amici piddini, gli vuoi sparare addosso? Attenzione, pompa di nuovo la pompa. Dai, rifammelo partire. Sì, perché il dilemma di voi che state per partire per le vacanze è la pompa. Quanto costerà il gasolio? Quanto costerà la benzina, signori? La pompa. Bisogna trovare il benzinaio giusto, parlargli, diglielo chiaramente. Pompa! Vai, danze. E mi raccomando, abbiate fede nel governo perché la prossima settimana, ho parlato con gente molto in alto, arriva un nuovo decretino e questa volta si abbassa anche la benzina. Io ci credo, voi ci credete? E non siamo boccaloni, ci crediamo e come? Grazie a Gabri the Sound, questa pompa ci ha innervato. Siamo tutti nervosi, ci capeo. Siamo pronti per il cui Parlamento, siamo pronti per la canzone di Luigi Libra, Libertà, guarda caso, bellissima ma anche potentissima. Siamo pronti con Chiara Soldani, che arriverà in ritardo come al solito per confondere il nemico, e siamo pronti poi per ascoltare tutti i vostri messaggi arrivati in questi minuti al 340-6709-659. Ma subito Pucciarelli dal Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi senatori, Governo. Ancora una volta l'opposizione sceglie la strada della propaganda invece di confrontarsi con il merito del provvedimento. In Commissione, ma anche qui in Aula, ho sentito parlare di rastrellamenti, di caccia alle persone di colore. Si è cercato perfino di evocare immagini che nulla hanno a che vedere con il contenuto di questo decreto. La verità è molto più semplice: quando finalmente si decide di far rispettare le regole, per la sinistra diventa sempre un attentato ai diritti. Per noi invece fare rispettare le regole è il fondamento dello Stato di diritto. Vedete,
cari colleghi, noi non giudichiamo le persone dal colore della pelle, le giudichiamo dal rispetto delle leggi. E questa è una differenza sostanziale. La legalità non ha colore, non ha etnia, non ha religione, vale per tutti. E trovo singolare che si parli di discriminazione economica, come ho sentito dall'opposizione, sostenendo che tuteliamo gli italiani che hanno i soldi rispetto ai migranti che non ne hanno e che quindi i migranti non possono difendersi. Ricordo ai colleghi distratti o disinformati o forse in malafede che in Italia chi non ha mezzi economici, anche se straniero, può accedere nei casi previsti dalla legge al patrocinio a spese dello Stato. E ricordo inoltre che il nostro Servizio Sanitario Nazionale, imperfetto che sia, ma in coerenza con quanto riporta l'articolo 32 della Costituzione che tanto sbandierate quando vi fa comodo, garantisce cure e prestazioni a tutti. E queste, cari colleghi, sono tutele che esistono perché c'è qualcuno che le finanzia, e quel qualcuno che le finanzia sono quei cittadini che con il loro lavoro e con le tasse che pagano ogni giorno fanno sì che quelle tutele possano essere garantite. Sono quei cittadini che sostengono un sistema di welfare che garantisce i diritti anche a chi arriva nel nostro paese. E questo è un fatto, non è uno slogan. Capisco che possa essere un concetto difficile da capire per chi con il super bonus ha giocato con il bilancio dello Stato come se fosse al gioco del Monopoli. Lì sì che avete aiutato i ricchi a discapito dei poveri. E i dati sulla voragine creata nei conti dello Stato causate dal 110 confermano ogni giorno, senza parlare poi delle numerose truffe che sono state e che vengono continuamente scoperte. Lo so che vi brucia ricordarvi della voragine che ci avete lasciato in eredità, ma i dati sono confermati. Purtroppo, ahimè, li stanno pagando i vostri danni tutti gli italiani. Quindi parlare di discriminazioni operate da questo governo diventa veramente ridicolo. La vera discriminazione sarebbe lasciare che l'immigrazione irregolare continui senza controllo, perché a pagarne il prezzo sono innanzitutto i cittadini più fragili, quelli che vivono nei quartieri più difficili, che chiedono sicurezza, legalità e regole uguali per tutti. Certo, non è il vostro elettorato, perché voi andate dai centri sociali ai radical chic alla Capalbio, radical chic che quando il migrante gli oscura il sole in spiaggia fa la barricata per toglierlo di torno. Ebbene, noi non abbiamo questa visione, abbiamo una visione nettamente diversa dalla vostra. Pensiamo che accogliere chi ha diritto sia un dovere, ma che sia altrettanto un dovere dello Stato rimpatriare chi non ha diritto a restare. Come Lega sosteniamo da sempre, e non a seconda del governo che appoggiamo, che uno Stato serio debba decidere chi entra, chi può restare e chi deve essere mandato via. E quando Matteo Salvini era ministro dell'Interno lo abbiamo dimostrato nei fatti, e per questo, grazie a voi 5 Stelle e al vostro voto da Voltagabbana qui in aula al Senato, ha rischiato 15 anni di galera per aver adempiuto al mandato elettorale, cioè fermare gli sbarchi irregolari. Ebbene, questo decreto va esattamente nella direzione in cui è l'Italia a decidere. Per troppo tempo l'Europa ci ha imposto di subire l'immigrazione irregolare. Ricordiamo ancora quando tra il 2014 e il 2016 avete elemosinato con l'Europa lo scambio di flessibilità di bilancio a fronte che tutti gli sbarchi avvenissero in Italia. Ricordo anche l'aspra critica di allora dei 5 Stelle per quella scelta, ma i governi passano e le ideologie pure, almeno per qualcuno, ma per la Lega no. Oggi invece, grazie al nuovo patto europeo, che ricordo non nasce dal nulla, ma dalla volontà e dal grande lavoro fatto dal governo italiano, abbiamo strumenti più efficaci per identificare rapidamente chi non ha titolo a rimanere, trattenerlo nei centri previsti dalla legge e rendere più efficaci i rimpatri. E questo lo sappiamo bene che vi dà fastidio, non è il decreto, ma il fatto che finalmente lo Stato, che l'Italia torni a esercitare il proprio diritto-dovere di far rispettare le regole, e ve lo anticipiamo che continueremo a farlo senza complessi e senza compromessi come avete fatto voi. Lo continuiamo a fare senza cedere alla propaganda, perché difendere i confini, garantire la sicurezza e far rispettare la legge significa difendere i cittadini italiani e anche la credibilità delle istituzioni.
E c'è un punto che volutamente continuate a ignorare. Per troppo tempo chi riceveva un provvedimento di espulsione restava comunque sul nostro territorio, libero di circolare per mesi, a volte per anni, anche dopo aver commesso reati, semplicemente perché mancavano strumenti efficaci per assicurarne il trattenimento e il rimpatrio. Con questo decreto, in attuazione del Patto europeo sull'immigrazione, le cose cambiano. Rafforziamo la possibilità di trattenere nei centri previsti dalla legge le persone destinatarie di un provvedimento di allontanamento, evitando così che spariscano nel territorio nazionale. Questo significa una cosa molto semplice: più efficacia nell'esecuzione delle espulsioni e più sicurezza per i cittadini. La vera discriminazione, cari colleghi, non è applicare la legge. La vera discriminazione è continuare a lasciare i cittadini onesti, italiani e stranieri regolari, senza la tutela che uno Stato ha il dovere invece di garantire. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ho visto e sentito molto, tanto, troppo. Guerre, stupri, lacrime, urla, immagini e storie da tutte le parti del mondo. I bambini sono sacri, innocenti e lucenti come angeli, vanno disperatamente amati, protetti. Ogni bambino della terra, di ogni colore e nazione. Quante volte abbiamo visto lacrimare gli occhi di bambini innocenti? Quante volte i miei pensieri sono entrati tristi nelle loro menti? Volte timidi e impauriti da persone amanti solo del dolore, pronti a tutto, anche alla morte, solo per follia ed esaltazione. Libertà per chi ancora non ce l'ha. Libertà, c'è chi ancora non ce l'ha. Libertà per chi ancora non ce l'ha. E chissà, chissà, no. Quanti giorni senza giorni interminabili, perfino senza il sole. I bambini hanno bisogno solo di magia e di tanto amore. Questo grido di speranza nasce e cresce dalle loro mie parole. Oh no, se si unisce ad altra gente prima o poi vedrai che farà un gran rumore. Libertà per chi ancora non ce l'ha. Libertà, c'è chi ancora non ce l'ha. Libertà per chi ancora non ce l'ha. E chissà, chissà, no. Negli occhi verdi ci sei tu, e ancora tu negli occhi blu. Se sono neri sono i tuoi, i miei, i suoi, di tutti noi. Marroni quanti ne vuoi tu? C'è solo amore e nulla più. Sono bambini e questa è vita. Chissà, chissà se poi lei poi verrà la libertà. Chissà, chissà se poi lei poi verrà la libertà. Chissà, chissà se poi lei poi verrà la libertà. Chissà, chissà se poi lei poi verrà. Per chi ancora non ce l'ha. Libertà, c'è chi ancora non ce l'ha. Libertà per chi ancora non ce l'ha. E chissà, chissà, no. Quante volte abbiamo visto lacrimare gli occhi di bambini innocenti? Quante volte i miei pensieri sono entrati tristi nelle loro menti? Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra! Tutti giù per terra!
pezzo potentissimo, questo di Luigi Libra, si chiama Libertà e avete capito, è un forte grido di protesta contro la violenza delle guerre e l'indifferenza di chi le scatena e di chi, come tutti noi, ormai le vive. Premiato alla Camera dei Deputati per l'alto valore sociale e per il messaggio di pace che questa canzone trasmette, Luigi Libra con Libertà. Prossimamente lo intervistiamo. Un pezzo che fa il paio con questa immagine, quella del sito del Corriere della Sera. Ceuta, 49.000 migranti arrivati nelle ultime 24 ore. I morti sono 19, scontri con gli agenti in Marocco. Sanchez mobilita l'esercito. L'Italia dice stop Schengen. E di questo e d'altro, certamente, e purtroppo d'altro di quello che questi migranti, che sono, avete visto, per gran parte giovanissimi, ragazzini, di quello che combinano purtroppo poi in giro per l'Europa, e in particolare una delle località preferite è il nostro paese. Ne parliamo con, a quest'ora di venerdì, Chiara Soldani. Buongiorno. Ciao Sammy, ben trovato, e come sempre un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori che insomma oggi saranno particolarmente arrabbiati, come lo siamo del resto noi, perché anche oggi, Sammy, la cronaca, devo dire, non risparmia niente e nessuno. Sì, diciamolo che però purtroppo è una cronaca, io me ne accorgo anche dalla rassegna stampa, che riguarda soprattutto crimini o comunque situazioni che non vanno bene, perpetuati, portati avanti da immigrati, da persone, figli di immigrati di seconda generazione, che vivono nel nostro paese, e sono cose poi che fanno arrabbiare i vari Mohamed, Abdul, Mustafa, che mi stanno proprio scrivendo in questi giorni, ad esempio chiedendomi: dove tiri fuori queste stronzate? Mi ha scritto Mustafa. Se fosse vero, è il frutto del vostro sacco. Tutto questo non cambia niente del crimine che avete commesso al nostro fratello Fakir. State cercando via d'uscita per lavarvi le mani, però siete sempre assassini. Questo è ciò che pensa, ad esempio, Mustafa, che ci ha scritto al 340 6709 659. Noi naturalmente ci scusiamo con tutti gli immigrati e figli di immigrati che lavorano onestamente, sicuramente Mustafa è uno di questi, ma non possiamo non parlare di ciò che sta avvenendo e della paura di ciò che avverrà, viste le immagini che arrivano dalla Spagna. Ma diamo la parola a Chiara Soldani, che riassume quelle che sono state le sensazioni più forti dal punto di vista della cronaca che lei ha segnato in questa settimana. Chiara Soldani. Grazie Sammy, ma sicuramente chiediamo scusa a Mustafa nel caso si tratti appunto di una persona per bene, corretta, perfettamente integrata, nel senso, noi lo ribadiamo ogni volta ed è anche un po' stucchevole doverlo ribadire, ma non siamo assolutamente razzisti e anzi siamo ben contenti di raccontare storie di integrazione. È chiaro che il nostro lavoro purtroppo, per fortuna, verta su questo, sul riportare soprattutto una verità che viene, a proposito di spiaggia, mare, estate, molto abilmente insabbiata, perché poi anche questo doppiopesismo che c'è nel racconto dei fatti di cronaca, queste censure costanti chiaramente ci fanno pensare insomma a un quadro, a un disegno che purtroppo insomma ci vede molto spesso, nostro malgrado, anche delle vittime, ma il racconto della verità è il nostro dovere, il nostro compito, e quindi Mustafa o non Mustafa continueremo a fare esattamente questo. E come dicevi Sammy, questa settimana, questi ultimi giorni sono stati caratterizzati da tantissima cronaca, sia nazionale che evidentemente internazionale. A livello europeo soprattutto dobbiamo raccontare dei 2 attentati terroristici. Sicuramente quello al Pride di Berlino è stato un attentato terroristico,
dove poi si innesca anche tutto il cortocircuito che conosciamo molto bene per quanto riguarda un po' la protezione, diciamo così, della comunità LGBT, che tende sempre ad attaccare il mondo, insomma, della destra politica e culturale, e a proteggere invece coloro che li vorrebbero giustiziare e decapitare addirittura. Quindi è uno dei tanti cortocircuiti dei quali spesso parliamo, anche perché sappiamo benissimo che la religione musulmana non è che sia particolarmente benevola nei confronti della comunità omosessuale, quindi questo è bene anche ribadirlo. E poi c'è stato anche a Parigi l'accoltellamento, sempre da parte di un soggetto riconducibile agli ambienti dell'ISIS, che però nella cronaca nazionale è stato appellato come uno dei tanti malati psichiatrici, e quindi questa matrice terroristica chiaramente è stata fatta passare in sordina. E poi la cronaca nazionale tra Milano e Taranto, tanti episodi di violenza, accoltellamenti, insomma fatti di cronaca veramente terribili, dei quali onestamente non abbiamo molto sentito parlare in televisione o sui giornali, perché adesso imperversa il caso Ranucci. Io credo che per quanto interessante possa per alcuni risultare, insomma dovremmo forse occuparci maggiormente delle emergenze reali, come quello che sta accadendo in Spagna, soprattutto con l'arrivo in massa di questi migranti dal Marocco. Sono delle immagini veramente che ci fanno anche preoccupare, perché abbiamo visto una sorta di guerriglia, personaggi che insomma stanno già iniziando a farsi conoscere, sostanzialmente scambiando le strade per delle toilette, ma questo probabilmente è l'episodio anche meno grave, Sammy. Partiamo però con la nostra scaletta con ordine, quindi Pride di Berlino. Cosa è successo? C'è stato appunto questo furgone bianco della Citroen che si è scagliato contro la folla, ci sono stati ovviamente delle vittime, ovvero un morto e 29 feriti. L'attentatore, come dicevo poc'anzi, riconducibile appunto agli ambienti dell'ISIS. Sosteneva appunto la Jihad ed era appena uscito da un riformatorio che a quanto pare insomma aveva riformato ben poco il personaggio in questione. Il 21enne che è stato poi freddato dalla polizia, tale Abdul Ballut, ha deciso appunto di colpire la Kermesse LGBTQ+, appunto a Berlino. Questo è accaduto nella notte tra sabato e domenica verso le 22 circa. Immagini consuete che ci riportano alla mente ovviamente episodi di cronaca anche di anni fa, questi furgoni, queste auto che vengono scagliate contro la folla, e ovviamente ci sono sempre dei legami con l'estremismo islamico. Infatti il ragazzo aveva origini libanesi e ci fa anche pensare il fatto che nei sondaggi AfD prosegua la sua corsa, e infatti ci sono sondaggi che portano l'estrema destra tedesca a cifre e percentuali molto importanti. Ovviamente insomma i grandi analisti diranno che siamo noi a soffiare sul vento dell'odio e a parlare alla pancia delle persone. Evidentemente insomma la paura dei cittadini e anche la reale percezione di quanto accade porta le persone a reagire in questi termini. Accoltellamento a Parigi, tra l'altro un altro episodio che ci fa molto riflettere, perché in questo caso le quasi vittime, fortunatamente non è morto nessuno in questo episodio di cronaca altrettanto gravissimo, di inaudita gravità, però le prede, diciamo il bersaglio, erano unicamente donne. L'accoltellatore ha colpito 3 giovanissime donne di 19, 24 e 36 anni, una delle quali anche in stato di gravidanza. Ovviamente inneggiava anche lui alla Jihad e quindi sosteneva appunto che fosse stato un ordine di Allah quello di colpire unicamente delle donne. Questo nord-est della capitale francese. Molti anche commercianti hanno tentato di bloccare l'attentatore, appunto, che poi fortunatamente è stato bloccato dagli agenti. Un 31enne, anche lui ovviamente con origini nordafricane. Comunque insomma questo importa relativamente perché è preponderante appunto il fattore religioso. E poi torniamo invece a casa nostra, Sammy, perché è chiaro, anche in Italia ne succedono purtroppo di tutti i colori. E cosa è successo a Taranto? Un episodio veramente molto molto increscioso, che però troverà la solidarietà sicuramente di Ilaria Salis, perché un tale personaggio ha deciso di prendere a martellate una porta, minacciando di morte il regolare inquilino dell'appartamento, perché il suo obiettivo era quello appunto di occupare la casa.
minacce di morte. Appunto, il criminale in questione, un 42enne marocchino residente a Foggia, ma domiciliato a Taranto. È stato arrestato fortunatamente dai carabinieri in flagranza e è stato appunto tempestivo anche in questo caso l'intervento dei militari, che noi ringraziamo sempre, perché lo ribadiamo, noi a dispetto di quanto sostenga Mustafa siamo sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Gli sono stati tra l'altro contestati ovviamente diversi reati, tra i quali violenza privata, minacce e danneggiamento, insomma, quindi poteva veramente sfociare in tragedia, ma un altro episodio di cronaca del quale obiettivamente non si è sentito parlare. Torniamo invece a Milano, che ci regala e delizia sempre degli assist per le nostre dirette, Sammy, di non poco conto. Presunto omicida di Alessio Borelli, di un 42enne, stiamo parlando in questo caso di un egiziano che non solo è accusato di aver accoltellato e ucciso l'8 luglio circa a Corsico il suo compagno, insomma un uomo appunto col quale aveva una relazione affettiva, ma tra l'altro insomma anche ben deciso di minacciare i City Angels, sempre brandendo ovviamente il coltello, che è un po' l'arma prediletta di questi personaggi. Dicevamo presunto omicida, trovato morto il signor Alessio Borelli presso la propria abitazione di Corsico. Il corpo, quando è stato ritrovato, era già in evidente stato di decomposizione. Aggressivo il personaggio del quale stiamo parlando, appunto questo egiziano, che in via Pini aveva tra l'altro brandito il coltello sempre all'urlo di Allah Akbar, individuato poi in zona Lampugnano, che sappiamo essere un ricettacolo di criminali, insomma una zona ormai praticamente invisibile di Milano, una delle tante peraltro, e il delitto appunto dell'uomo si è consumato, come dicevo prima, presumibilmente nei giorni dell'8 luglio circa. Il quadro probatorio comunque è solido e convergente, quindi stiamo parlando di un altro criminale a piede libero che avrebbe potuto potenzialmente fare una strage. Insomma, siamo veramente in balia purtroppo di questi personaggi, e devo dire che è stato molto difficile selezionare per questa ultima diretta stagionale le notizie, perché Sammy, tra cronaca nazionale e internazionale, davvero siamo ultra saturi di pessime notizie. È inutile, mi hai lasciato a bocca aperta. Io sono qua e dico cosa aggiungere, se non quello che stanno aggiungendo alcuni immigrati che ci stanno ascoltando e che non sono molto felici di questo tuo report, che purtroppo è su tutti i giornali, insomma, basta aprire qualunque quotidiano. Sapete che vi dico, ragazzi? Seguite Chiara Soldani, cercatela su leggifuoco.it, anche in versione cartacea si chiama Fuoco. Cercatela su Instagram, Chiara Soul con la K. Chiara, che fai di bello? Sei già in vacanza? Stai per partire? Ti muovi in questi giorni? Sam, io sono parzialmente in vacanza, in questo momento sono in trasferta a Riccione, le vacanze vere ci saranno ovviamente ad agosto, come dire, però noi non ci fermiamo mai e non lo so, forse vuoi spartire con me le minacce, visto che dai tutti gli insegnamenti. Ma no, mica tutte a te. Tranquilla, io ti leggo le tue, ma sono una piccola parte di quelle che arrivano per tutti noi, e quindi ci abbracciamo, ci allarghiamo tranquillamente. È vero. A tutto lo staff di Radio Libertà, augurando buone minacce, buona estate a tutti coloro che ci seguono. Cerchiamo sempre di sdrammatizzare il momento, ma certo questa cosa degli sbarchi sono robe che fanno pensare, soprattutto tutta questa gente, questi ragazzotti, dove andranno e cosa faranno. Questa è la cosa che a me fa più paura, perché io non so se riusciamo a dare un lavoro a tutti questi. Chiara, un abbraccione, grazie davvero di queste collaborazioni e naturalmente ci sentiamo a fine mese. Grazie di cuore a te, Sammy, un abbraccio particolare a te e alla tua bellissima famiglia, auguri a tutti quanti di buona estate e ci risentiamo molto molto presto. Alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo.
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, io sono Giuliana e state per ascoltare la mia personale rivisitazione di un brano famosissimo cantato da Ivana Spagna negli anni '80, Easy Lady. Perché ho scelto di riproporre proprio questo brano? Intanto perché è estate, volevo farvi ballare, e poi perché in realtà è un brano che sembra frivolo ma non lo è, nasconde tutta la forza delle donne che vogliono essere leggere ma impegnate allo stesso tempo, che vogliono divertirsi, vogliono amare, e che però sono appunto forti, indistruttibili. Buon ascolto. Move on up. You're such a sexy groover. When you get on down, you better than another. Move on up. It's such a whole sensation. When you get along, get along, get along. Oh, I can rule this nation. Get on down. You tell me I'm no baby. You just tie me up. There's no time for maybe. 'Cause I'm a lady, 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 easy lady. Lady playing fashion through the night. 'Cause I'm a lady, 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 easy lady. Playing with emotions, move on up. Move on up. I'm gonna tease you, lover. Gonna walk on you, my love you with a cover, baby. Move on up. You really gotta please me. Try harder now. You know you must appease me. 'Cause I'm a lady, 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 easy lady. Lady playing fashion through the night. 'Cause I'm a lady, 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 easy lady. Playing with emotions.
passion. Groove it and move it. Show me you can use it. Show me you can use it. 'Cause I'm a lady, 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 easy lady. Lady, bring passion through the night. 'Cause I'm a lady, 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 easy lady. Lady with emotion. Move on out, move on out. Anche questa pompa mica male, signori, la versione Easy Lady con Giuliana. Lei è Giuliana Triscari, da Messina, cantautrice e vocal coach, cresciuta studiando pianoforte e canto, ha vinto il premio Mia Martini e gira e sta girando l'Italia in lungo e in largo, nelle piazze e nei locali, e da ascoltare anche il resto della sua produzione originale, ad esempio un pezzo intitolato Un po' Monet, con il quale ha vinto appunto il premio Mia Martini. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Le scene che arrivano da Ceuta sono impressionanti e drammatiche. Migliaia di immigrati assaltano confine entrando sul territorio spagnolo e quindi in Europa. Rappresentano l'immagine plastica di un'invasione che è conseguenza delle deliranti politiche del governo di Sánchez. Hanno aperto le porte alla regolarizzazione di migliaia e migliaia di clandestini e queste sono le conseguenze. Cosa dicono la Schlein, la Boldrini, che da sempre guardano il modello spagnolo sull'immigrazione con estremo favore? Vogliono questo spettacolo anche in Italia? La Lega da sempre contrasta l'immigrazione irregolare, come ha dimostrato Matteo Salvini, portando quasi all'azzeramento degli sbarchi. Siamo pronti a chiedere di rafforzare i confini perché le scelte di Sánchez e le frontiere spagnole con la Brodo stanno mettendo a rischio la sicurezza di tutta l'Europa. Con la sinistra l'Europa e l'Italia sono in pericolo. Schiavi della loro ideologia buonista vogliono imporci l'invasione. Mamma mia, paura ragazzi, anche perché, te lo ripeto, tutti questi ragazzotti stanno arrivando al 90% in Italia. Pensate che vadano da qualche altra parte? Qual è il paese che più li ospita, più li coccola, più li aiuta? 340-6709-659, se volete entrare in questo momento con Sammy Varini in onda lo dovete fare, anche perché decisamente è un momento particolare, soprattutto un momento nel quale la sinistra sta assolutamente zitta, e questo è effettivamente da riportare. Tantissimi WhatsApp al 340-6709-659, non so neanche io da dove partire. Vado sul sicuro, ricordiamo il Marco da Mantova, sempre richiestissimo, che ci ha fatto prima una telefonata ma che rinforza il suo concetto in questo audio. Ciao Sammy, scusami, non sapevo di questa entità così numerosa, ma sai cosa vuol dire 49.000 migranti in un 24 ore? Che il Marocco non li ferma. Quindi c'è un disegno dietro, perché non posso pensare che in un'ora, è lì, però vuol dire che l'esercito marocchino ha avuto ordine di non fermarli. C'è un problema evidentemente tra stati. E poi certamente Sánchez che ha promesso di regolarizzarne tante, così se ne parla in giro per il mondo, così come, visto che qua in Italia c'è stato un abbassamento di entrate notevole, è dovuto al fatto che abbiamo sparso la voce che chi arriva nel nostro paese non si comporta bene e finisce in Albania. Se poi sia successo, che poi non sia successo, comunque anche qui si sparge la voce e probabilmente la gente che vorrebbe arrivare qua dice forse è il caso di lasciare stare, punto di domanda. La Cina è vicina, il controllo sociale sempre di più, unica barriera il contante, sviando argomento. Sammy, lo sai che per continuare a usare la PEC devi mettere Pino, che vuol dire Pino? È riconoscimento sul cellulare. PIN, è riconoscimento sul cellulare, regole UE. Io non lo farò mai perché amo la semplicità e rinuncio alla PEC. Bravo Silvio, beato tu che lo puoi fare e noi che lavoriamo purtroppo no. Sammy, ti giustifichi con i soldi spesi per i caselli, ma se l'80% non sono presidiati, solo che Magna e Salvini non fa un cazzo.
fa bene, bisogna togliere i caselli e quindi comprare tutti quanti le vignette come in Svizzera, signori. Se siete d'accordo, 340-6709-659. Ringraziamo i pidioti che hanno votato no al referendum e spero buon provi faccia. E poi ancora gente che ci chiede informazioni sui dati che diamo, tutto quello che vi ho letto naturalmente è rintracciabile in rete, io mi baso sulla carta stampata in rassegna stampa, ma poi digitando quell'argomento in rete sicuramente salta fuori. Sammy, tanti messaggi, tante chiamate, tra poco io insisto, cosa farà Sammy? Vacanze? E questa è una minaccia, signore, un ascoltatore che mi minaccia, anzi più di un ascoltatore, è Marco Grimoldi, la sua trasmissione il mercoledì Lega e dintorni alle 15:30, ora aprirà anche una piccola fase in cui cercherà di sapere dove sono in vacanza, la parentesi si chiamerà Dove sta il Varin? E dovrete scoprire dove si trova Sammy Varin in vacanza. Bastardi, dentro proprio. E dico, ma uno non può andarsene in vacanza senza dire dove va? Sento purtroppo spesso dire sulla nostra radio e anche sulle varie TV nazionali e locali che il governo attuale è in carica da 4 anni o addirittura 4 anni e mezzo. Tipo stamattina qualcuno ha telefonato dicendo che Salvini sono 4 anni e mezzo che è al Ministero dei Trasporti. Vorrei sommessamente ricordare che questo governo si è insediato il 22/10 del 22, per cui ad oggi sono 3 anni e 9 mesi e pochi giorni per la precisione. Grazie Alberto da Colnago. Oh, non volevamo farti arrabbiare, perdonami, assolutamente. E ancora, sì, grazie a chi ci fa avere, wow, gasolio a 1,989 euro, 1,989 a Curno, signori, che è a 2 passi da Bergamo, ma anche vicino a Milano, immagino in qualche supermercatone, euromercatone, quei posti grandi. Gasolio 1,989, ragazzi, è un bel successo. E per la benzina, vi ripeto, abbiate tanta pazienza perché la prossima settimana secondo me si abbassa. La Lega al governo si è assopita e quindi ben venga l'effetto Vannacci, dice Giulio. Ma che si sia assopita la Lega io non lo vedo proprio, il problema è che si sono assopiti i nostri alleati. E oggi su Repubblica c'era una meditazione che diceva che magari Forza Italia avrebbe in mente qualche cosa, tipo di andarsene dalla coalizione. No, non esageriamo perché poi ci sarebbe subito Vannacci che entrerebbe. Però l'effetto Vannacci va benissimo, se magari riesce a mettere un po' di pepe in culo agli alleati che tirano il freno a mano e quando la Lega fa delle proposte un po' più toste, che ne dite? 340-6709-659 oppure anche in diretta se lo desiderate, lo 0292 94 7222 è sempre a vostra disposizione, se volete entrare in onda o parlare con il regista di turno per comunicargli qualche cosa, vi dico soltanto approfittatene. Intanto, signori, non posso non ricordarvi, e magari ve ne faremo ascoltare anche qualche spezzone, che ieri sera è partita la festa della Lega Romagna. E chi non si trova in zona, dai, sono in tanti nella zona di Milano Marittima in questi giorni, sappiate che ieri, giovedì, a Torre San Michele, piazza Maffei di Cervia, Milano Marittima, è partita la festa della Lega Romagna. 30 luglio, 31 luglio, 1 agosto, 2 agosto e sabato 1 agosto arriva Matteo Salvini. Quindi l'occasione ghiottissima per sentire le ultime di politica questo sabato, domani, ma anche questa sera, in questi giorni, perché ci sono dei dibattiti tosti. E non è che ce la cantiamo e ce la suoniamo, ragazzi. I dibattiti vengono fatti anche con personaggi politici che non sono della Lega. Quindi direi che è il caso di seguire questo appuntamento. Chiaro che se siete da tutt'altra parte esiste internet, cercando Lega Giovani trovate facilmente la diretta e poi naturalmente domani sera che ci sarà Matteo Salvini, cercate Matteo Salvini sui social. Se vi trovate in provincia di Brescia,
La festa della Lega del momento si trova a Pompiano in provincia di Brescia. Venerdì 31 luglio, questa sera, tanti ospiti politici, a partire dalle 19, la tradizionale cucina padana, Pompiano presso Area Feste di via Ortaglia, ma poi c'è la musica e questa sera c'è una tribute band per Vasco Rossi. Cavolo! Domani, 1 agosto, Funk Appeal Funky. Domenica, 2 agosto, Orchidei Band. Si balla all'issio. Lunedì 3 agosto, DJ Marco. La 23esima festa della Lega è a Pompiano, in provincia di Brescia, da questa sera venerdì fino al 3 di agosto. Ma tanti eventi targati Lega sul territorio. Importante anche questo, se siete sul lago di Como, ragazzi, a Colico, presso il Pala Legnone, questa sera parte la festa della Lega, la 32esima festa della Lega. Servizio ristorazione, orchestra tutte le sere, ma soprattutto anche qui i grandi personaggi della Lega, quelli nazionali e quelli locali. Al Pala Legnone di Viale Padania, signori, cosa volete di più? A Colico, provincia di Como, a 2 passi da Lecco, ma anche per una bella gita oggi, domani, domenica. Da questa sera, 31 luglio, fino al 1 di agosto, Festival Lago e Valli. Chi vuole il fresco deve andare in Val d'Aosta, c'è bisogno che ve lo dica, a Pontei, 2 di agosto, località Zerbio, a partire dalle 11, Lega Val d'Aosta in festa. Alle 11 del 2 di agosto una gara di go-kart, ma soprattutto arrivate per le 12:30 quando parte una gigantesca grigliata con la senatrice Nicoletta Spelgatti, con l'onorevole Alessandro Giglio Vigna e tanti piccoli e grandi leghisti della Valle d'Aosta. Ci saranno sicuramente anche tanti turisti. Pontei, 2 agosto, località Zerbio, a partire dalle ore 11, Lega in festa in Val d'Aosta. E beh, signori, anche questa è da segnare in calendario per chi si vuole sparare l'ultimo weekend di estate. 4 e 5 settembre, poi secondo me comincia l'autunno con tutto il caldo che ha fatto, dite di no. 4 e 5 settembre siamo in provincia di Livorno, a Donoratico, avviene la prima festa provinciale della Lega Livorno, Lega Summer Fest, autonomie e libertà. Dibattiti con ministri, sottosegretari, parlamentari della Lega e del centrodestra, musica, ristorante, bar, possibilità di soggiorni al mare presso il paradiso della Costa degli Etruschi. 4-5 settembre, Donoratico, provincia di Livorno. Il 6 però c'è lo Spiedo Padano e anche qui, signori, io ci sono come ogni anno, con i gadget di Radio Libertà preparati dal Marco Grimoldi e con tanti nostri ascoltatori, quelli che magari per qualche motivo non riescono a essere a Pontida. Il 20 settembre, non dimenticate, il grande raduno di Pontida anche quest'anno sul Sacro Pratone in provincia di Bergamo. Beh, il 6 settembre a mezzogiorno c'è lo Spiedo Padano, dove? In via Salvella 18 a Rovato in provincia di Brescia. Ne parlo sempre bene perché lo chiamo la piccola Pontida, tutti quelli che non riescono ad arrivare a Pontida, soprattutto i più anziani, perché comunque è un viaggio pesante, arriveranno da tutta Italia, bisogna camminare su un terreno un po' sconnesso, siamo in collina e nello stesso tempo, ragazzi, ognuno ha i suoi impegni. Beh, ragazzi, troverete grandi appuntamenti con i politici nazionali e locali anche domenica 6 settembre a pranzo a mezzogiorno per l'11ª edizione dello Spiedo Padano presso il ristorante Birreria La Loggia a Rovato in provincia di Brescia. Prenotatevi, mi raccomando, contattando questo ristorante Birreria La Loggia. Poi chiaramente vedrete il sottoscritto Sammy Varin e mi rivedrete il 20 di settembre sul Sacro Pratone allo stand di Radio Libertà. C'è una telefonata allo 0292947222 e la sentiamo. Pronto? Pronto? Uè! Pronto, Sammy? E allora? Ho lasciato passare un po' di tempo prima di richiamare. Ho voluto che le persone
riflettessero su tutti sti cambiamenti che stanno avvenendo e stanno avvenendo grazie alle battaglie della Lega. Tutto quello che vedete che sta cambiando è merito e battaglie della Lega e di Salvini. Io ti faccio tanti auguri, guarda, no? Perché tu possa passare un bel periodo di vacanze, riposati con la famiglia, con i tuoi figli, stai bene, torna carico per Pontida, d'accordo? E Perché le battaglie della Lega continuano sempre. Chi attacca la Lega è come se si pestasse addosso, perché la Lega è tua mamma, è la tua vita, perché la Lega difende, parte dal basso, dalle realtà piccole, dai piccoli territori. Questa è la vera Lega. Non lasciatevi incantare da tutti i giochi di questo sistema che vi vuole soltanto prendere in giro. Il vero leghista non si fa prendere in giro, lotta sempre, va avanti con Salvini, grande nostro segretario generale. Io lo chiamo cuore impavido, grande uomo, ha un coraggio grandissimo, gli voglio bene, e chi non vuol bene a Salvini vuol dire che odia te stesso e odia la Lega. È vero. E allora vogliamo bene a Salvini, ma soprattutto vogliamoci bene null'altro, ragazzi, perché le nostre battaglie devono andare avanti e cambiando casacca, decisamente, fate solo una brutta figura. Gente, buona estate, buon riposo, cercate di staccare per qualche giorno. Io mi fermo per un mese, ma il 31 di agosto sarò qui puntuale. È una minaccia alle 7:30 a condurre la rassegna stampa. Vi lascio, visto tutti questi enunciati, con la canzone forse più di 10 anni fa, che io ho fatto come piccolo errore giovanile, se volete. Ho cantato una canzone, ho fatto anche il video, ma la canzone è ancora attuale, attualissima, perché si intitola La Padania. Sì, pronto? Ciao Sammy, sono Gabriele Zeggio, l'uomo gazebo. Secondo me questa canzone spacca. Buongiorno a tutti i malati, buongiorno a tutti i razzisti e anche ai pochi intelligenti. È una terra con tanta nebbia, ma le vela stesse de sicur. Mio il mar e me manca minga, perché chi stu ben come un sciur, che la gente suda e laura, come invece fanno d'alter par, mangen beven tuc la aroma e a nanca un toc de pan. La mia patria è la Padania e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur, al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva. Da chi al ver fac fa, e lui invece al Paul Pascià. Sammy, c'è un tipo col turbante all'entrata che chiede di te. Visto ben chi scia cammina e garumpi bal a nessun, e però al gapur d'anda via chi al ben chi e la fa da padron. Pieno post per chi al massa è il roba e i crocifissi sa tu che no, ma vacca tua a fa sta roba o t'ha sbato un denter nel po'. La mia patria è la Padania e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur, al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva. Da chi al ver fac fa, e lui invece al Paul Pascià. Noi siamo qua perché siamo contro gli immigrati clandestini, punto. Noi non vogliamo i clandestini.
La mia patria è la Padania e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur, al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva. Da chi al beurre pac pac e lui invece al Paul Pascià. Sotto la mia responsabilità confermo che Sammy Varin è il più grande razzista in tutta l'Italia. Sei veramente un razzista, veramente, sotto la mia responsabilità.